Bella ragazzi, a tutti del commendatore veneziano, quarti di finale Russia-Argentina, si gioca a Sochi. Finora il miglior risultato del mondiale impossibile è un quarto di finale col Senegal. Voglio migliorarmi con un'Argentina che si può battere, a mio parere. Match di grande impatto emotivo, il colpo d'occhio Si può lascia battere. senza parole. Ho fatto un È po' di tutto cambio, ho pronto. fatto. Russia che affronta l'Argentina. Ho tolto Rausch, ho messo Cherisev là, come cazzo si dice. Sapete che il Kuma deve usare le sue pronunce, se no. Eccolo qua, Lionel Messi. Ho messo Zuba al posto di il Cocorin e Miranchuk quello che ha deciso la partita con le spana. Vai! E andiamo a spaccare i culi. Fallo, non fischiato, cominciamo. I favoriti per questa sfida, a mio avviso, sono i loro avversari. Ecco la formazione di Speriamo sia una bella partita e portare a casa la Ha semifinal. scelto di affidarsi al 3-5-2 per la sfida di oggi. Che ne pensi, Stefano? Occhio. Scelta direi tutto sommato equilibrata. Vai Miranchuk. Zoblin. Bello Zoblin. Dai un bel lancio lungo. Questo che vedete in grafica è lo Zuba. schieramento di partenza dell'Albi Celeste. E l'Albi Celeste di sto La scelta del cazzo. tecnico per questa sfida Molto è bene, vai Zoblin. 4-3-3. Il Zoblin. Il Zoblin. Da due attaccanti Ma che roba è? No, è bello, Cherisev. Attenzione, occasione. Appena entra... No, alla prima partita del mondiale mi stava facendo un gol impossibile con l'Argentina. Non ci voglio credere. Alla messa in mezzo. Non ci voglio... Oh, ma quanto sfiga abbiamo sta serie, cazzo. Cioè, l'Europeo è impossibile, ho vinto grazie al mio Sheva, ma... E questo lo sapevamo. Occhio alle sovrapposizioni. Golovin, la stellina che tutti vogliono. Ora la chiusura. Messi. Fortunatissima l'Argentina. Attenzione Lionel o Lionel, avevo la scelta come sempre, il piccolo Lionel o il piccolo Lionel. Occhio al possesso argentino. In ogni caso, fuori Tutto gioco. fermo, posizione irregolare di Higuain. Bel pipaita. Fischio dell'arbitro. Infortunio per Mascherano. Subito. Infortunio per il Masche. Attenzione, Zagoev. Zoblin. Vai Same. Bravissimo. Ah, invece no. C'è più che sto bravo Tagliafica. Dai ragazzi, però dai, Angel di Maria. Angel. L'angelo di Maria. Per Tagliafica. Ha spazio per il cross. Buono. Zoblin la butta su. Samedov. Miranchuk. Ma porca di quella porca. Accettando la traiettoria del passaggio. Miranchuk, grandissimo Miranchuk. Fallo. Questo è un leggerissimo fallo. Samedov. Prova il tiro impossibile. Mamma mia. Tiro impossibile per i mondiali impossibili. Quindi tutto torna, tutto quadra in questo cerchio curioso. Dai Kume, dai. Kudrashov. Cherisev che traversona che mi ha preso. Può scambiare con il compagno. Buono, dai Samedov, stiamo dominando ragazzi. Abbiamo ancora una traversa sul groppone. Questo è un cross digno del peggior Same. Col piede debole. Dai che roba nostra. Roba nostra. Golovin, il golo Golovin. Passaggio da cioccolataio. Mondiale che è entrato nel vivo, sono rimaste in 8 a giocare. No, ho capito, ma sto dominando, Pardo. Per capire chi tra queste due potrà andare Io domino e segneranno loro, vedrai, perché è sempre così. Sarebbe un traguardo importantissimo per entrambe, hanno dimostrato Vai Zuba. meritarsi di essere qui oggi. Il Coco mi ha deluso finora, il Coco in quanto mi piaceva. Sembrava veramente un crack da giovanissimo, però invece è un po' fallito, un buon giocatore, ma nulla di più, purtroppo. Per lui. Ocio Beppe. Bravissimo Grant. Bravo Glenn Grant. Cherisev. Questo potevo metterlo prima che se Rausch non è male, però mi sembra più appropriato quest'uomo. Cosa una traversa, porca miseria. Più che altro erano anche stanchi certi. Mamma mia che partita strana. Attenzione, Miranchuk fallo, no beh, non era fallo, non devono essere neanche sportivi. Bravissimo il golo. Per Samedov. Per Miranchuk. Vai Mira. Miranchuk non ci credo. Non ci voglio credere, che dominio. Dominio russo. Dominio russo, ma siamo ancora 0-0. L'Argentina ha i campioni per sbloccarla da un momento all'altro.
Partita gradevole comunque, a Sochi. Poi andiamo a sciare, ragazzi. Palla che No. sarà fallo laterale. Paolo Dybala. Paolo Dybala. Zabaleta. El Zaba. Messi in posizione laterale. Attenzione il Diba, il Diba. Facilmente del marcatore. Upiciriddu, come si dice, io non so bene, mi scuso con i siciliani, ma non è che soprannominato così a Palermo. Miranchuk, bellissimo Miranchuk. Delicato Miranchuk, dai cazzo. Il Same. Premia la corsa Buono. sulla fascia. Merdes. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Stiamo sbagliando tanto però, Ciuba. Bravi, questo è stupendo, Same. Il Same. Rigore, me lo danno perché sono in casa. Devo segnare, però non segno rigore dal 1600 a.C. L'arbitro indica il dischetto e mi sembra abbastanza incredibile che non abbia... Ma stai zitto, perdo. Anche secondo me questo era un intervento. Zio, bel posto del cocco, mi deve fare la prodezza. Conclusione debole, nessun problema per il portiere. Ma non ci credo, ho fatto fare il cucchiaio e è venuta fuori sta merda. Ma non puoi segnare, ai mondiali, in questo gioco non puoi segnare i rigori. Terzo rigore sbagliato in 3 su 3 rigori dati in partita, benissimo. No, va bene, mi par bene. Ma vaffanculo, Dio Cristo. Ma che rigore è? Sì, ma in qualsiasi modo lo parava, perché fatalità poteva buttarsi dall'altra parte, no? Quarto di finale che ricomincia da dove l'avevamo Non ho parole, ragazzi, non ho parole. Su questo gioco non si possono segnare i Di rigori. qui non ci siamo annoiati, Pier. Speriamo che Ma che rigore ho ci regali tirato? un ulteriore spettacolo ed emozione. Volevo fare il cucchiaio, volevo fare il figo con Zube. Questo rigore peserà tantissimo, raga, ve lo dico. Questa può essere buona. Niente. Questo. Comunque è un dominio, raga, cioè stiamo strameritando. Mi sto anche nervosendo, anzi. Tagliafico ci ha regalato un rigore che avevamo sfruttato. Buono. Vai Mira. Miranchuk. Il golo. Miranchuk. Ci prova Miranchuk, ma l'Argentina faccia un catenaccio italiano, ma solo noi siamo i maestri del catenaccio. Prima o poi lo prenderanno, lo so. Che sbagliamo tanti passaggi fondamentali. Ci manca un trequartista, ho bisogno di un Dybala Mascherano. russo. Stefano, come valuti la prestazione di Di Maria fino a questo momento? Ha girato a vuoto. Non è fallo, benissimo. Dai che l'arbitro è con me. Dai che l'arbitrone è con me. Questa è bella. Vai Ceri. Vai Ceri. Vai Ceri. Occasione d'oro. Buttala in mezzo. Ma porco due. Niente, non entra. Non entra, Beppe, non entra. Ed è brutto quando non entrano le cose. Samedov. Giocano molto bene Cheryshev. Occhio al traversone. Dai però, adesso sono sicuro che lo segnano sti stronzoni all'ultimo secondo magari. Mascherano. Zabaleta. Sveglia. Occhio, cerca Sveglia. il rigore. Samedov. Bene. Ok, dai che roba nostra. No, così. No, forse va che spozzo che passaggio del cume. C'è il lancio sulla fascia. Cerca il traversone. Vai golo. Rigore. Dammi il secondo, tanto non sbaglio che è quello, ma dammelo però intanto. L'arbitro comunque con noi, me lo sento. L'arbitro ci può dare una mano secondo me. Paolo Dybala. Mamma mia, stiamo giocando bene, però devo fare qualche cambio, raga, qualche cambio. Ora mettiamo l'altro Miranchuk. Proviamo il cocco. E mettiamo al posto di Zago, perché molto il golo ve lo tengo sempre il golo. Vai Zob. Vai Zuba, riscattati da un rigore fallito. Palla vagante adesso. Senti, i tifosi russi sono in preda a una crisi di nervi. Questo è un fallo non bello, non piacevole diciamo. Bravissimo vecchio mio. Vai che è andato, sfruttiamola. Vai Same. Si avvicina all'area. Vai Same. Mettila in mezzo bene. Non ci credo. Samedov, non ci voglio credere.
Arriva Zoblin. efficace il difensore che intercetta il lancio. Di tacco. Può colpire Non ci credo. Stiamo dominando. del portiere. Ah certo, Pierluigi. Stiamo dominando. Non ha dubbi l'arbitro, c'è la munizione. È un dominio puro. È un dominio puro. Veramente E c'è il gol! No, Finito l'area, concedendo il calcio d'acqua. non ci credo. Alla messa in mezzo. C'è qualcuno. Qui la difesa all'allontanamento. Stiamo dominando. Non ci credo. Recupera palla, intercettando bene il pallone. No, il contropiede così. No, prenderlo così però. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Non ci credo. Perso il pallone. Cristo di Dio, Ceriser. Dai che l'Argentina è scoperta. Il Cocco, dai Cocco. Riscattati Cocco. Riscattati Cocco. Il Cocco. Il Cocco! Zero dunque, ce n'è voluto l'idea. Il Cocco Cocco! squadra in vantaggio che ora Calma. sarà costretta ad inseguire e a scoprirsi di più. Calma. E guadagnarne lo spettacolo. Non poteva non segnare. Comunque abbiamo preso la mano ragazzi su quel gioco, Basta solo appoggiarla in rete. Biglia. Attenti adesso. Attenti vi prego. Fermano la manovra avversaria. No, ma che Fermazione, recupera il palle. pallone, mettendosi sulla traiettoria giusta. Attenzione a Messi. Occhio al tiro di Messi. Mamma mia, Messi. Pallone fuori di poco. È riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato. Ma dal no, difensore. che rischio. Difficile fare meglio. No, sono un pirlotto. Allenatore dell'Argentina, Sono un pirlotto, dunque, buttala su in decide sto di operare caso. il cambio. Ci mette il fisico. Alza Messi, alza Messi. Fallo, beh, chiaro. Carità, forse è meglio. Ha morito. È arrivato il cartellino. Ma questo sinceramente mi sembra un po' eccessivo, però Non accenna nemmeno una protesta. va bene. Ti prego, non adesso, non adesso, buttala su. Bravissimo, amore. Vai Coco, il Coco è man of the match se me lo vinciamo. Si è svegliato il Coco, raga. Si è svegliato il Coco. E ora il Coco. Guarda il Coco. Occhio all'azione russa. Oddio il Coco. Pericolo, ecco. Mamma mia il Coco. Ragazzi, ma cioè, è veramente la partita delle partite, eh. Anche ai fotografi. Ecco la sostituzione decisa dal CT argentino. Golovin. Colpo di testa debole che non impensierisce il portiere. Beh, Man of the segna match. da lì, dai. Stai zitto come che porti solo. Bel passaggio. Te la gufi, cazzo. Stai calmo, comendino. Dai che la portiamo a casa. Saranno 2 minuti di recupero. Manca Roba. No, Pastore, non posso prendere sti dribbling da Pastore. No, no, gol. Mamma mia. il tutto per tutto, sale addirittura il portiere in area a saltare. Sarà il portiere. Cazzo rosso, non capisco niente. No? Alla gol per Higuain. Che parata! Buttiamola su. Vai che è nostra. Niente. E finisce qua ragazzi, siamo in semifinale, è pazzesco. 1-0 questa gara. È pazzesco. È un trionfo, è un momento importante. Guardalo, guardalo, Passa guardalo. nei quarti di finale, insomma, adesso la... E adesso so cazzi, possiamo vincerla. E adesso si può vincere ragazzi, adesso andiamo contro, oddio, contro il Belgio, mamma mia che culo, dall'altra parte Francia e Inghilterra. La Francia in finale. La Francia in finale, raga, sotto il comandone veneziano, siamo veramente a un passo dal sogno. Ciao!